Con l'operazione di questa mattina abbiamo colpito una joint venture di gruppi mafiosi agrigentini e palermitani che negli ultimi 2 anni hanno deciso di reinvestire i proventi delle attività estorsive nel traffico di sostanze stupefacenti. Ciò che colpisce in particolare è da un lato il forte legame che unisce Cosa Nostra, Stidda e Endrine Calabresi, dall'altro il fatto che a questo gruppo criminale severamente, pesantemente colpito appartengono personaggi noti, notissimi, le cui famiglie hanno fatto parte di coloro i quali hanno fiancheggiato la latitanza di Giovanni Brusca, poi arrestato proprio qui ad Agrigento, e hanno fatto parte dei killer del giudice Rosario Livatino, ammazzato brutalmente nel 90. È un'attività che ha fatto emergere una nuova forma molto primitiva di associazione mafiosa, quella del paracco, un'attività illecita dedicata principalmente alle estorsioni, ma anche a quella che è l'infiltrazione politica, un'infiltrazione non che nasce attraverso l'avvicinamento o l'affiliazione di politici già maturi, bensì attraverso la crescita, la formazione, l'individuazione, la candidatura di affiliati al gruppo e l'elezione in punti strategici, in punti chiave, proprio per potersi garantire le gare d'appalto, per poter procedere alle turbative d'asta e poter continuare ad estorcere. La mafia esiste, ma lo Stato c'è. L'Arma dei Carabinieri è presente ovunque in questa importante battaglia contro le organizzazioni mafiose. Combatte l'Arma dei Carabinieri al fianco dei propri cittadini, a fianco di coloro i quali hanno deciso di uscire dal buio e di aiutarci in questa lotta, di aiutarci a sconfiggere coloro i quali impediscono la crescita economica delle nostre comunità attraverso la violenza delle proprie estorsioni. Un gruppo mafioso antisegnano che resiste nel tempo. Un gruppo mafioso addirittura antecedente alla Stidda, di cui ricordiamo le cruente guerre di mafia con Cosa Nostra negli anni 90, un gruppo che è tendenzialmente familiare, gerarchicamente organizzato, con dei ruoli ben definiti, con delle catene di comando e controllo limpide, dalle quali non si può uscire. Anche con una presenza fattiva in politica, c'è anche un consigliere comunale eletto al comune di Palma di Montechiaro, comandante. Tra gli arrestati c'è un consigliere comunale che è uno dei capitecina del Paracco Pace di Palma di Montechiaro, una persona sicuramente di riferimento, influente, anche grazie al ruolo che svolgeva in considerazione dell'attività professionale presso una filiale bancaria, laddove facilitava l'incasso di assegni provento di traffico di sostanze stupefacenti ma anche di estorsione. Paracco e Cosa Nostra comunicano attraverso uomini d'onore. Il Paracco non è soggetto a Cosa Nostra, ma allo stesso tempo ne rispetta gerarchicamente la presenza, è indipendente, ma prima di avviare un progetto criminale lo condivide con gli uomini d'onore di Cosa Nostra presenti nella provincia. Per un giusto equilibrio, fra le varie parti, no? È un equilibrio di poteri e un'oligarchia criminale, laddove i capi sono tutti d'accordo. I soldati sul terreno combattono la loro guerra per accaparrarsi un territorio piuttosto che un'attività criminale, e gli stessi capi poi sono anche disposti a far fuori i propri soldati nel momento in cui le loro azioni criminali dovessero metterli in difficoltà con gli altri capi. Ci sono anche dei riti di affiliazione, comandante? Ci sono dei riti di affiliazione molto arcaici, molto primitivi, in cui chi fa il pastore siede accanto a chi fa l'imprenditore e rispetta delle regole centenarie. La 'ndrangheta garantisce il flusso di sostanze stupefacenti, garantisce chili e chili che a settimana arrivano nella provincia di Agrigento per soddisfare le esigenze dei tossicodipendenti. Parliamo principalmente di cocaina, laddove la 'ndrangheta è un esclusivista a livello internazionale quasi.
Quindi rapporti anche con Bagheria, San Giuseppe Jato, insomma i centri della mafia siciliana. Rapporti strettissimi con Cosa Nostra, con Bagheria che controlla il traffico in arrivo su Palermo e la consegna poi su Agrigento, ma anche con San Giuseppe Jato, laddove proprio Favaresi sono stati capaci di ospitare, di garantire la latitanza a Giovanni Brusca, anche da fare da comunicatori, da emissari. Famiglie che in qualche modo hanno un riferimento all'uccisione del giudice Livatino? Famiglie che hanno partecipato negli anni 90 alla barbara uccisione del giudice Livatino e che sono tuttora presenti e che ancora controllano il territorio con la loro violenza.